Ciao a tutti! Oggi vi porto alla scoperta di Quartu Sant'Elena, una delle città più affascinanti della Sardegna meridionale, nonché la mia città. Se state programmando una visita in questa meravigliosa località, non potete perdervi quello che sto per raccontarvi. Partiamo dal centro storico, dove le antiche chiese raccontano secoli di storia e spiritualità. La chiesa di Sant'Elena Imperatrice, le chiese di San Benedetto e Sant'Agata, veri gioielli dell'architettura religiosa. Passeggiando per il centro storico rimarrete incantati dalle caratteristiche case campidanesi, come Sadom e Farra, con il suo cortile interno che racconta la storia contadina della città. Ma Quartu è soprattutto mare. Con oltre 25 km di costa, offre alcune delle spiagge più belle della Sardegna. Da Mari Pintau a Capitana, passando per Cale Moru e Is Mortorius, ogni caletta è un piccolo paradiso di sabbia dorata e acque cristalline. E parlando di costa, non possiamo non menzionare le suggestive torri aragonesi che punteggiano il litorale, antiche sentinelle del mare che oggi sono diventate punti panoramici mozzafiato. Gli appassionati di archeologia non possono perdere i siti nuragici della zona, come per esempio il Nuraghe Diana. Questi antichi monumenti in pietra ci riportano indietro di migliaia di anni, testimoniando la ricca storia dell'isola. Ogni nuraghe racconta una storia diversa della civiltà nuragica. E che dire della gastronomia? Le tradizioni culinarie quartesi sono un viaggio nei sapori autentici della Sardegna. Malloreddus alla campidanese, il maialetto, il pane ed i dolci. Ogni piatto racconta una storia di saperi tramandati di generazione in generazione. Nei ristoranti locali potrete assaggiare queste prelibatezze preparate secondo le ricette originali. La vita notturna. Viale Colombo e Piazza Sant'Elena sono il cuore pulsante della movida quartese. Qui troverete locali per tutti i gusti, dai wine bar ai pub tradizionali, dai ristoranti alle pizzerie e dalle gelaterie artigianali. L'atmosfera è sempre vivace ma rilassata, tipicamente mediterranea. Un capitolo a parte meritano le saline, uno spettacolo naturale unico dove potrete ammirare i fenicotteri rosa nel loro habitat naturale. Al tramonto, quando il sole si riflette sulle vasche saline, il paesaggio si tinge di sfumature rosa e arancioni, creando uno scenario davvero magico. Quartu Sant'Elena è una città che sa sorprendere in ogni stagione, dove tradizione e modernità si fondono creando un'atmosfera unica. Che siate amanti del mare, appassionati di storia o semplicemente in cerca di relax, qui troverete sicuramente ciò che fa per voi. Se vi è piaciuto questo viaggio alla scoperta di Quartu Sant'Elena, non dimenticate di mettere un like al video e di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti sulla Sardegna e le sue meraviglie. Ci vediamo al prossimo video, a Sibiri!